Una giunta di peso per le decisioni prese, quella di Ferragosto a Palazzo Balbi. Da un lato l'idea di destinare 150 milioni del bilancio per cercare una strategia per attrarre medici ed operatori sanitari in Veneto per colmare quella mancanza cronica che in regione conta un deficit di 3.500 unità, senza contare le altre figure professionali. Dall'altro la delibera per applicare l'aumento dell'IRAP, la tassa per le imprese, provvedimento che fa storcere il naso agli alleati. Sì, Fratelli d'Italia però chiede un chiarimento. Forza Italia ha già dichiarato che voterà contro. Noi abbiamo dei compagni di viaggio con i quali condividiamo questo viaggio ormai da molti anni, qui in Regione da 14 anni. Penso che sia fondamentale che ad ogni dubbio ci sia espressa chiarezza, l'assessore Calzavare è a disposizione, incontrerà tutti, non solo le parti politiche ma anche gli stakeholders e quindi le parti sociali e le associazioni di categoria per spiegare tutta la manovra di bilancio, che è una manovra importante che guarda al futuro, ovviamente ancora programmando e progettando. Zaia interviene anche sull'importanza per il Veneto della presenza turistica, turisti che affollano in massa la regione proprio nella settimana di Ferragosto. Per noi i turisti sono sempre accettati, aspettati e accolti a braccia aperte. Per noi il turista non è un problema, ma una grande risorsa, sono poi i primi che amano il nostro Veneto. Dall'altro dico anche che un pensiero per tutti. Noi amiamo dire buon Ferragosto, no? Buone vacanze. Ecco, io lo dico, mando un abbraccio a quelli che sono a casa, penso agli anziani, alle persone sole, che comunque passeranno questo Ferragosto ancora tra le mura di casa, che non potranno permettersi di andare in vacanza o che magari non hanno nessuno che gli dirà buon Ferragosto, quindi lo dico io. E noi dobbiamo ringraziare perché siamo ancora la prima regione turistica d'Italia e avere oltre 70 milioni di presenze turistiche è già un grande valore, 18 miliardi di fatturato, dopo per carità è vero che ci può essere un calo nella spesa, ma andiamo a vedere anche a che anno lo si paragona. Lo si paragona a un anno del 2023 che è stato un anno eccezionale della storia, del secolo, forse anche dell'altro secolo, quindi i punti di riferimento sono sempre molto, come si può dire, aleatori. In generale diciamo che sta andando bene anche questa stagione. Il turista non deve essere percepito come un problema, al turista però dobbiamo chiedere di essere assolutamente al fianco delle comunità che ospitano e soprattutto noi abbiamo molte eccellenze ambientali e il rispetto dell'ambiente è fondamentale. Poi Venezia è una perla, è un gioiello, un diamante, è un museo open air che ha una visibilità internazionale e a tutti dobbiamo chiedere il rigore del rispetto della città.